Sede della sapienza, fonte della nostra gioia, Tempio dello Spirito Santo, tabernacolo dell'eterna gloria, dimora consacrata di Dio, rosa mistica, torre della santa città di Davide, fortezza inespugnabile, santuario della divina presenza, arca dell'alleanza, porta del cielo, stella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, conforto dei migranti, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei confessori della fede, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato, regina assunta in cielo, regina del rosario, regina della famiglia, regina della pace, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e risurrezione i beni della salvezza eterna. Concedi a noi che, venerando questi misteri nel Santo Rosario della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e otteniamo ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Da questa valle di tristezza e ironi, che trasformasti in fonte di virtù, o Virgilio Madonna del Rosario.
Maria, al mattino della Pentecoste tu hai sostenuto con la preghiera l'inizio dell'evangelizzazione intrapresa dagli Apostoli sotto l'azione dello Spirito Santo. Con la tua costante protezione continua a guidare anche oggi, in questi tempi di apprensione e di speranza, i passi della Chiesa, che, docile al mandato del suo Signore, si spinge con la lieta notizia della salvezza verso i popoli e le nazioni di ogni angolo della terra. Orienta le nostre scelte di vita, confortaci nell'ora della prova, affinché, fedeli a Dio e all'uomo, affrontiamo con umile audacia i sentieri dell'etere per recare alla mente ed al cuore di ogni persona l'annuncio gioioso di Cristo, Redentore dell'uomo. O Maria, stella dell'evangelizzazione, cammina con noi. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro, Chi sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo alla Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. E aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo,
in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione,
abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Dio Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore. Ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male. Fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica, Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio.
Non è facile oggi pensare ad una vita di sacrificio quando tutto o quasi ci invita a raggiungere un obiettivo, un traguardo con il minimo sforzo. Anche le più semplici operazioni di aritmetica vengono fatte dai nostri bambini con un mini computer. Questo certo non è un metodo educativo e la famiglia in questo, più o meno complice, è responsabile dell'indebolimento della volontà e dello spirito di sacrificio dei figli. Nel circo, senza scendere in banalità, si può affermare che la famiglia punta decisamente verso il rafforzamento della volontà dei figli attraverso una rigida educazione che risponde ad una logica patriarcale. Dal di fuori si pensa che la famiglia nel circo sia ancora la più sana, è vero? Sì, questo posso garantirlo, per il fatto che nel circo esiste ancora una vita patriarcale e questa vita che è patriarcale deve essere eseguita un po' all'antica. Per esempio il bambino non può fumare, non può bere, di notte deve andare a letto presto, al mattino si deve alzare, deve fare i suoi lavori, deve studiare. C'è una vita un po', anche un po' troppo rigida, un po' tipo militare, però le teniamo sotto controllo e in questo sistema riusciamo molto meglio. Non è che la famiglia sia castigata e costretta ad un certo ritmo di vita? No, perché chi è che vuole anche di noi a uscirne dalla nostra vita, cioè uscire, andare fuori e fare qualsiasi mestiere, può farlo benissimo. C'è chi vuole studiare, può anche studiare. Per esempio mio fratello è uno che ha studiato, più di tutti noi altri. Però è uscito un periodo di tempo, non si è trovato, è tornato a casa e in amministrazione. E lui tiene tutta l'amministrazione del mio circo. Quanti bambini ha? Io ho 2. Che cosa fanno? Stanno imparando, hanno studiato, hanno terminato le scuole quest'anno. Ora sta loro a decidere quello che desiderano fare. Ecco, sua moglie lavora anche lei nel circo? Lavorava, ora non lavora più. Dal lontano 1700, e cioè da quando fu inventato dal sergente maggiore di cavalleria Phillips Astley, il circo porta con sé fascino, fantasia, emozione. Anche se l'interesse originale degli spettacoli è legato alle esibizioni dei cavalli, dei cavalieri e degli acrobati e più tardi a pericolosissimi numeri con gli animali feroci, il circo ha creato e crea tuttora veri artisti con la A maiuscola della pantomima perfezionata con l'arte del clown. Ma gli animali della foresta e della savana dal 1850 rimangono sempre il punto focale. Il circo moderno, tuttavia, offre una vasta gamma di attrazioni che accontenta tutti. L'importante è saper apprezzare quest'arte che nel rischio e nell'abilità rende dal vivo una realtà umana vicina all'impossibile per noi, ma tanto apprezzata. Naturalmente voi avete raccolto poi tanta memoria di questo Carso, delle vicissitudini, in questo piccolo museo, piccolo però carino. Sì, noi abbiamo raccolto sui campi di battaglia che si trovano proprio a monte del nostro villaggio, abbiamo raccolto quei reperti che sono sfuggiti alle ricerche di appassionati dei cimeli. Attraverso questi reperti che sono in parte italiani, in gran parte austriaci per dire la verità, in gran parte in una certa parte italiani, si sono ricostruiti certi momenti e anche certe fasi dei combattimenti che sono svolti nel 1917. Come mi diceva prima, diciamo che gli eserciti e il massimo sforzo della Terza Armata è arrivata qui dietro, no? Siamo scesi da queste montagne del Carso. Le ultime 2 battaglie cosiddette dell'Isonzo si sono svolte proprio su questo nostro territorio e avevano come obiettivo la conquista del Monte Armada, che era considerato lo sbarramento che chiudeva la strada verso Trieste. Anche se poi in realtà la conquista dell'Armada non sarebbe stata decisiva, perché bisognava che la seconda armata procedesse di pari passo nella zona di Gorizia. C'era da sudare, ancora. E che purtroppo non è stato possibile. In questo museo però, come dicevo prima, ci sono tante cose. Museo che è nel paese del pescatore, no? Villaggio del pescatore. Villaggio che già dice le sue origini, Villaggio del Pescatore. Era stato costruito negli anni 50 per gli esuli istriani che nella loro terra praticavano questa attività. Dopo nella realtà, quando sono arrivati qua, sono dedicati a tutt'altri mestieri, perché la pesca non era abbastanza remunerativa. Sono andati a lavorare nei cantieri di Monfalcone, nella cartiera del Timavo,
per cui praticamente la pesca è passata in secondo ordine. Io a scuola ho studiato del Carso due cose. La prima che mi ha appassionato è naturalmente la storia, ma poi c'era il discorso delle grotte carsiche, del carsismo. Io delle grotte so tutto, perché sono stato, per 40 anni. È per quello che glielo tiro fuori. Ho gestito per 40 anni il catasto delle grotte della Venezia. Ce ne sono ancora diverse da vedere, si possono vedere. Certe sono facilmente. Bisogna farsi guidare da persone abili. Beh, insomma, se non altro per arrivare sul posto, perché se lei non sa dove si trovano è un po' difficile che ci arrivi, no? Noi abbiamo qua sul caso 2800 grotte catastate, però la maggior parte sono poco significative, ma ce ne sono parecchie altre, caverne preistoriche anche di grandi dimensioni, che sono state oggetto di scavo già nell'Ottocento. Le fonti storiche narrano di una metropoli rilevante e ricca, soprattutto nel secondo secolo d.C. A testimoniarlo i resti di importanti opere come la Grande Agorà, le numerose terme, ben 2 teatri, uno più piccolo, impiegato come luogo di riunione per il Consiglio cittadino, ed uno dalle dimensioni grandiose, con 66 ordini di gradinate per 25.000 spettatori. Da qui iniziava l'Arcadiana, la strada che conduceva al porto, interamente rivestita di marmo e fiancheggiata da colonne. Ma soprattutto ad Efeso c'era, al termine della via dei Cureti, la monumentale Biblioteca Celsia, dove nei tempi del massimo splendore vi erano conservati i rotoli di ben 12.000 papiri distrutti durante l'invasione dei Goti, un danno irreparabile per la cultura universale. Da Efeso passava la via della Seta. Qui venne fondata un'importante scuola filosofica dove insegnò Eraclito, il pensatore presocratico a cui si deve la teoria del Pantarei. Tutto scorre. Fin dall'antichità si venerava l'Artemision, il santuario in onore di Artemide, la dea della fecondità e della natura, il cui tempio, oggi distrutto, era considerato una delle 7 meraviglie del mondo. Abbiamo parcheggiato ai piedi del forte e siamo saliti lungo la strada militare che porta al forte di Rivoli. Il forte di Rivoli è composto di 3 nuclei che visiteremo, tutti e 3 abbastanza interessanti, ma soprattutto la parte più elevata, il vero e proprio forte, con la batteria bassa, che è il secondo nucleo, e con la caserma, che è stata invece costruita dagli italiani successivamente. Siamo entrati nel forte Wolgemut, così era chiamato dagli austriaci quando è stato costruito tra il 1849 e il 1852, inizialmente come torre doppia cilindrica sovrapposta di tipo massimiliano, come un po' le
alcune delle fortificazioni che abbiamo sulle Torricelle a Verona. Qui siamo proprio all'interno di questo cilindro praticamente sovrapposto, in cui avevamo da una parte una raggiera, praticamente le mitragliere, e sopra le cannoniere. Questa iniziale costruzione austriaca è stata in seguito modificata dagli italiani nel 1881, come appunto abbiamo le date di ingresso del forte, e soprattutto anche con l'inversione del tiro. Mentre inizialmente il tiro delle cannoniere era rivolto verso sud-ovest, quindi in previsione di un possibile attacco piemontese dalla zona di Peschiera, dal sud del lago di Garda, gli italiani dopo il 1880 appunto hanno girato praticamente le cannoniere verso nord-est e quindi verso lo sbocco della Val d'Adige, cercando di difendere, diciamo così, il territorio verso appunto la Valle dell'Adige, quindi un possibile, diciamo così, avanzamento e sfondamento del fronte austriaco, in particolare durante la Prima Guerra Mondiale. L'interno di quel cilindro, che sono le torri massimiliane doppie che formano il nucleo più antico appunto del forte, è sempre circolare, con al primo piano chiaramente quelle che erano le mitragliere, e qui abbiamo una serie di sale proprio con i punti di osservazione delle mitraglie. Sono, vedete, fori abbastanza piccoli, adesso sono stati chiaramente chiusi da vetri, ma in realtà erano delle feritoie dove potevano appunto attraverso delle mitragliatrici o comunque con delle fuciliere avere, diciamo così, la possibilità di difendersi da possibili attacchi. Cari amici in ascolto, il compito di un direttore è anche quello di ascoltare i telespettatori, e così ogni lunedì e ogni venerdì alle ore 11 del mattino saremo in dialogo. Prima di tutto per ringraziarvi della vostra presenza, in secondo luogo per sentire i vostri desideri e in terzo luogo per correggerci reciprocamente e per cercare di rendere sempre più bella questa nostra telepace. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 4 agosto. San Giovanni Maria Vianney, chiamato anche il Santo Curato d'Ars. È nato nel 1791, è arrivata subito dopo la Rivoluzione francese, per cui lui non ha potuto far passi nella fede per diventare sacerdote, ma ha mantenuto sempre questo desiderio nel cuore. È riuscito a diventarlo a 31 anni, nonostante la difficoltà nello studio, ma il vescovo ha riconosciuto che la sua pietà era tale da poter essere di sostegno e di esempio anche ad un'azione pastorale difficile. È stato mandato ad Ars, un paesino molto piccolo, ma la sua fede e la sua carità hanno fatto luce a tutta la Francia e a tutto il mondo. È morto nel 1859. Santa Ia, martire in Persia sotto Sabor II. Santo Onofrio, nato in provincia di Catanzaro, è vissuto come eremita nei boschi. È stato conosciuto per i suoi digiuni e la sua austerità.
Sant'Aristarco, compagno di viaggi di San Paolo e anche compagno nella sua prigionia a Roma. San Rainerio, monaco, ordinato poi vescovo a Spalato e là è stato lapidato da persone che lo disprezzarono. A Londra e in Spagna e durante la Rivoluzione francese ricordiamo il martirio di molti sacerdoti e religiosi. Beate Cecilia e Diana di Bologna, divenute domenicane, sono le prime del ramo femminile iniziato da San Domenico. Beato Gonzalo della Compagnia di San Giovanni di Dio, fate bene fratelli, in Spagna, e benché fosse dedito a servire 200 ragazzi storpi e handicappati, è stato fucilato durante la persecuzione del 36. La prima lettera di oggi ci racconta le lamentele del popolo che seguiva Mosè. Si lamentava per la manna, per questo cibo che ricevevano in maniera miracolosa, eppure si lamentano perché non hanno carne. E allora rimpiangono il tempo passato in schiavitù. Nonostante la schiavitù avevano da mangiare e adesso che sono liberi, quindi a loro preme di più lo stomaco che la libertà. E nel brano del Vangelo troviamo che c'è una gran folla che segue Gesù, che lo cerca per ascoltarlo. E Gesù cosa fa? Guarisce tutti i loro ammalati. E quando arriva sera non è la folla che si preoccupa, ma i discepoli di Gesù addirittura si preoccupano e dicono: Gesù, non c'è da mangiare per loro, mandali a casa. Avevano visto tutte le guarigioni e adesso dicono: Gesù, mandali a casa, mandali via. Non hanno fede in Gesù, nonostante avessero visto miracoli tutto il giorno. Pensa un po' che robe. E Gesù cosa risponde? Non occorre che se ne vadano. Date voi da mangiare. E i discepoli: come facciamo? Abbiamo solo 5 pani e 2 pesci. Come si fa a dare da mangiare a tutta questa gente? 5.000 uomini. E Gesù cosa risponde? Portateli qui da me. Non dimenticatevi che ci sono io. Avete visto tanti segni fino adesso. Non credete che ce ne può essere un altro? E quando Gesù ha in mano quei pani e quei pesci, alza gli occhi al cielo. Gesù non si dimentica del Padre. Benedice Dio per quei pochi pani, per quei pochi pesci. Sicuro che il Padre vede e che il Padre provvede. E ne hanno tutti a sazietà, non solo, ma i 12 con vergogna devono andare via con una cesta ciascuno di pezzi avanzati. Pensa un po', che vergogna per loro, che dubitavano. Ognuno di loro ha una cesta di pezzi, hanno le mani occupate da una cesta di pezzi di pane avanzati. Non dimenticheranno più che è importante la presenza di Gesù che alza gli occhi al cielo. Ti benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Sia lodato Gesù Cristo.
lontani, nascondiamoci di notte per paura degli automobilisti, di piste. Siamo i gatti neri, siamo pessimisti, siamo i cattivi pensieri, non abbiamo da mangiare, come profondo il mare, come profondo il mare. Di un gran cacciatore di quaglie e di fagiani, caccia via queste mosche che non mi fanno dormire, che mi fanno arrabbiare, come profondo il mare, come profondo il mare. È inutile, non c'è più lavoro, non c'è più decoro, Dio che per lui sta cercando di dividerci, di farci del male, di farci annegare, come profondo il mare, come profondo il mare. Con la forza di un ricatto l'uomo diventò qualcuno, resuscitò anche i morti, spalancò prigioni, bloccò 6 treni con i vagoni, innalzò per un attimo il povero a un ruolo difficile da mantenere, poi lo lasciò cadere a piangere e a urlare, solo in mezzo al mare, come profondo il mare. Poi adesso l'urlo diventò un tamburo e il povero come un lampo nel cielo sicuro cominciò una guerra per conquistare quello scherzo di terra che il suo grande cuore doveva coltivare, come profondo il mare, come profondo il mare. Ma la testa fu portata via, compresa quella rimasta addosso, fu scaraventato in un palazzo, in un fosso, non ricordo bene, ma una storia di catene, bastonate e chirurgia sperimentale, come profondo il mare, come profondo il mare. Intanto un mistico, forse un aviatore, inventò la commozione che rimise d'accordo tutti, i belli con i brutti, con qualche danno per i brutti che si videro consegnare un pezzo di specchio così da potersi guardare, come profondo il mare, come profondo il mare. Tra tanti pesci dai quali discendiamo tutti, assistettero curiosi al dramma collettivo di questo mondo che a loro indubbiamente doveva sembrare cattivo, e cominciarono a pensare nel loro grande mare, come profondo il mare, nel loro grande mare, come profondo il mare. È chiaro, il pensiero dà fastidio, anche se chi pensa è muto come un pesce, anzi un pesce è come pesce difficile da bloccare, perché lo protegge il mare, come profondo il mare. Certo, ti comanda, non è disposta a fare distinzioni poetiche, il pensiero come l'oceano non lo puoi bloccare, non lo puoi recintare, così stanno bruciando il mare, così stanno uccidendo il mare, così stanno umiliando il mare, così stanno piegando il mare.
O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Maestro di sapienza e Padre nella fede, tu splendi come fiaccola nella Chiesa di Dio. In te il Divino Spirito dispensa con amore il pane e la parola sulla mensa dei piccoli. Tu illumini ai credenti il mistero profondo del Verbo fatto uomo per la nostra salvezza. Tu guidaci alla vetta della santa montagna, dove i miti possiedono il regno del Signore. A te sia lode, o Cristo, immagine del Padre, che sveli nei tuoi santi la gioia dell'amore. Risveglia, o Dio, la tua potenza. Fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. Tu, pastore di Israele, ascolta. Tu che guidi Giuseppe come un gregge, assiso sui cherubini rifulgi, davanti a Efraim, Beniamino e Manasse. Risveglia la tua potenza e vieni in nostro soccorso. Rialzaci, Signore nostro Dio, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. Signore, Dio degli eserciti, fino a quando fremerai di sdegno contro le preghiere del tuo popolo? Tu ci nutri con pane di lacrime, ci fai bere lacrime in abbondanza, ci hai fatto motivo di contesa per i vicini, e i nostri nemici ridono di noi. Rialzaci, Dio degli eserciti, fa risplendere il tuo volto e noi saremo salvi. Hai divelto una vite dall'Egitto, per trapiantarla hai espulso i popoli. Le hai preparato il terreno, hai affondato le sue radici e ha riempito la terra. La sua ombra copriva le montagne e i suoi rami i più alti cedri. Ha esteso i suoi tralci fino al mare e arrivavano al fiume i suoi germogli. Perché hai abbattuto la sua cinta e ogni viandante ne fa vendemmia? La devasta il cinghiale del bosco e se ne pasce l'animale selvatico. Dio degli eserciti, volgiti, guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna. Proteggi il ceppo che la tua destra ha piantato, il germoglio che ti sei coltivato. Quelli che l'arsero col fuoco e la recisero periranno alla minaccia del tuo volto. Sia la tua mano sull'uomo della tua destra, sul figlio dell'uomo che per te hai reso forte. Da te più non ci allontaneremo,
Ci farai vivere e invocheremo il tuo nome. Rialzaci, Signore, Dio degli eserciti. Fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Risveglia, o Dio, la tua potenza, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. Grandi cose ha compiuto il Signore, sappiano i popoli le sue imprese. Ti ringrazio, Signore, tu eri con me adirato, ma la tua collera si è calmata e tu mi hai consolato. Ecco Dio è la mia salvezza, io confiderò, non avrò mai timore. Perché mia forza e mio canto è il Signore, Egli è stato la mia salvezza. Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza. In quel giorno direte, lodate il Signore, invocate il suo nome. Manifestate tra i popoli le sue meraviglie, proclamate che il suo nome è sublime. Cantate inni al Signore perché ha fatto opere grandi, ciò sia noto in tutta la terra. Gridate giulivi ed esultate, abitanti di Sion, perché grande in mezzo a voi è il Santo di Israele. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Grandi cose ha compiuto il Signore, sappiano i popoli le sue imprese. Esultate in Dio, nostra forza. Esultate in Dio, nostra forza, acclamate al Dio di Giacobbe, intonate il canto e suonate il timpano, la cetra melodiosa con l'arpa. Suonate la tromba nel plenilunio, nostro giorno di festa. Questa è una legge per Israele, un decreto del Dio di Giacobbe. L'ho dato come testimonianza a Giuseppe, quando usciva dal paese d'Egitto, un linguaggio mai inteso io sento, ho liberato dal peso la sua spalla, le sue mani hanno deposto la cesta. Hai gridato a me nell'angoscia ed io ti ho liberato, avvolto nella nube ti ho dato risposta, ti ho messo alla prova alle acque di Meriba. Ascolta, popolo mio, ti voglio ammonire, Israele, se tu mi ascoltassi, non ci sia in mezzo a te un altro Dio, e non prostrarti a un Dio straniero. Sono io il Signore,
che ti ho fatto salire dal paese d'Egitto. Apri la tua bocca, la voglio riempire. Ma il mio popolo non ha ascoltato la mia voce, Israele non mi ha obbedito. L'ho abbandonato alla durezza del suo cuore, che seguisse il proprio consiglio. Se il mio popolo mi ascoltasse, se Israele camminasse per le mie vie, subito piegherei i suoi nemici e contro i suoi avversari porterei la mia mano. I nemici del Signore gli sarebbero sottomessi e la loro sorte sarebbe segnata per sempre. Li nutrirei con fiore di frumento, li sazierei con miele dalla roccia. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Esultate in Dio, nostra forza. Ricordatevi dei vostri capi, i quali vi hanno annunziato la parola di Dio. Considerando attentamente l'esito del loro tenore di vita, imitatene la fede. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e sempre. Non lasciatevi sviare da dottrine varie e peregrine. Li hai posti come sentinelle, vegliano sulla tua chiesa. Li hai posti come sentinelle, vegliano sulla tua chiesa. Giorno e notte annunziano il tuo nome. Vegliano sulla tua chiesa. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Li hai posti come sentinelle, vegliano sulla tua chiesa. Non siete voi a parlare, ma parla in voi lo Spirito del Padre. Come aveva promesso. concederci liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade.
Non siete voi a parlare, ma parla in voi lo Spirito del Padre. A Cristo buon pastore, che ha dato la vita per le sue pecorelle, innalziamo con fiducia la nostra preghiera. O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna. Cristo, che nei santi pastori ci hai dato un'immagine viva del tuo amore misericordioso, fa che sperimentiamo in coloro che ci guidano la dolcezza della tua carità. O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna. Tu, che nei tuoi vicari continui a svolgere la missione di maestro e di pastore, non cessare mai di governarci tu stesso nella persona dei tuoi ministri. O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna. Tu, che nei santi pastori, posti al servizio del tuo popolo, ti sei fatto medico delle anime e dei corpi, fa che non venga mai meno la tua presenza mediante ministri santi e santificatori. O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna. Tu, che hai animato i fedeli con la sapienza e la carità dei santi, fa che i predicatori del Vangelo ci aiutino a conoscerti e ad amarti come vuoi tu. O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna. E ora diciamo insieme il Padre nostro, che compendia tutta la nostra preghiera cristiana. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Preghiamo. O Dio onnipotente e misericordioso, che in San Giovanni Maria Vianney ci hai offerto un mirabile pastore, pienamente consacrato al servizio del tuo popolo, per la sua intercessione e il suo esempio, fa che dedichiamo la nostra vita per guadagnare a Cristo i fratelli e godere insieme con loro la gioia senza fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Come il cervo va all'acqua viva, io cerco te ardentemente, io cerco te, mio Dio. Telepace, voce di chi non ha
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 4 agosto. San Giovanni Maria Vianney, chiamato anche il Santo Curato d'Ars. È nato nel 1791, è arrivata subito dopo la Rivoluzione francese, per cui lui non ha potuto far passi nella fede per diventare sacerdote, ma ha mantenuto sempre questo desiderio nel cuore. È riuscito a diventarlo a 31 anni, nonostante la difficoltà nello studio, ma il vescovo ha riconosciuto che la sua pietà era tale da poter essere di sostegno e di esempio anche ad un'azione pastorale difficile. È stato mandato ad Ars, un paesino molto piccolo, ma la sua fede e la sua carità hanno fatto luce a tutta la Francia e a tutto il mondo. È morto nel 1859. Santa Ia, martire in Persia sotto Sabor II. Santo Onofrio, nato in provincia di Catanzaro, è vissuto come eremita nei boschi. È stato conosciuto per i suoi digiuni e la sua austerità. Sant'Aristarco, compagno di viaggi di San Paolo e anche compagno nella sua prigionia a Roma. San Rainerio, monaco, ordinato poi vescovo a Spalato, e là è stato lapidato da persone che lo disprezzarono. A Londra e in Spagna e durante la Rivoluzione francese ricordiamo il martirio di molti sacerdoti e religiosi. Beate Cecilia e Diana di Bologna, divenute domenicane, sono le prime del ramo femminile iniziato da San Domenico. Beato Gonzalo della Compagnia di San Giovanni di Dio, fate bene fratelli, in Spagna, e benché fosse dedito a servire 200 ragazzi storpi e handicappati, è stato fucilato durante la persecuzione del 36. La prima lettera di oggi ci racconta le lamentele del popolo che seguiva Mosè. Si lamentava per la manna, per questo cibo che ricevevano in maniera miracolosa, eppure si lamentano perché non hanno carne. E allora rimpiangono il tempo passato in schiavitù. Nonostante la schiavitù avevano da mangiare, e adesso che sono liberi, quindi a loro preme di più lo stomaco che la libertà. E nel brano del Vangelo troviamo che c'è una gran folla che segue Gesù, che lo cerca per ascoltarlo. E Gesù cosa fa? Guarisce tutti i loro ammalati. E quando arriva sera non è la folla che si preoccupa, ma i discepoli di Gesù addirittura si preoccupano e dicono: Gesù, non c'è da mangiare per loro, mandali a casa. Avevano visto tutte le guarigioni e adesso dicono: Gesù, mandali a casa, mandali via. Non hanno fede in Gesù, nonostante avessero visto miracoli tutto il giorno. Pensa un po' che robe. E Gesù cosa risponde? Non occorre che se ne vadano. Date voi da mangiare. E i discepoli: come facciamo? Abbiamo solo 5 pani e 2 pesci.
Come si fa a dare da mangiare a tutta questa gente? 5.000 uomini. E Gesù cosa risponde? Portateli qui da me. Non dimenticatevi che ci sono io. Avete visto tanti segni fino adesso, non credete che ce ne può essere un altro? E quando Gesù ha in mano quei pani e quei pesci, alza gli occhi al cielo. Gesù non si dimentica del Padre. Benedice Dio per quei pochi pani, per quei pochi pesci. Sicuro che il Padre vede e che il Padre provvede. E ne hanno tutti a sazietà, non solo, ma i 12 con vergogna devono andare via con una cesta ciascuno di pezzi avanzati. Pensa un po', che vergogna per loro, che dubitavano, ognuno di loro ha una cesta di pezzi, hanno le mani occupate da una cesta di pezzi di pane avanzati. Non dimenticheranno più che è importante la presenza di Gesù che alza gli occhi al cielo. Ti benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Sia lodato Gesù Cristo. Buongiorno e ben trovati con i giornali in edicola, l'appuntamento quotidiano con la nostra rassegna stampa. Oggi sulle prime pagine delle maggiori testate nazionali troviamo il resoconto dell'ultima giornata del Giubileo dei Giovani che si è concluso ieri con la messa presieduta dal Papa che ha incontrato i ragazzi anche sabato sera nella veglia e ieri ha affidato loro quasi una missione di pace. Non abbiate paura, aspirate a qualcosa di grande, e poi ha dedicato sempre un pensiero ai giovani che portano nel cuore le violenze della guerra, quindi ha rivolto una preghiera per i giovani che vivono a Gaza e in Ucraina nella giornata in cui ancora si registrano morti in Medio Oriente. Perché comunque a Doha i negoziati sono oramai a un punto morto e soprattutto continuano a morire civili per fame. C'è stata la pubblicazione di un rapporto dell'ONU in cui è stato spiegato che soltanto il 10% degli aiuti umanitari arriva a chi veramente ne ha bisogno, il resto diventa oggetto di furto oppure di scontro per bande armate. E questo rapporto è stato diffuso in una giornata molto particolare perché il ministro della sicurezza di Israele, esponente della destra ultra-ortodossa e messianica, Ben-Gvir, ha fatto una cosa che non era mai successa nella storia di Israele, ha pregato sulla spianata delle moschee, che per Israele è il monte del Tempio, ma che da sempre rappresenta un luogo di preghiera per i musulmani a Gerusalemme. Questa, diciamo, non è stata soltanto un'occasione per pregare lì dove mai nessuno aveva fatto da ebreo, neppure Sharon, che comunque era stato condannato per crimini di guerra e aveva passeggiato lungo la spianata. Ma che cosa è successo? Ben-Gvir ha anche detto che la striscia sarà israeliana, sarà rafforzata la presenza dei coloni, con lui ce n'erano 1200 sulla spianata, e soprattutto ha invitato i gazawi a lasciare la striscia, quasi una immigrazione forzata. Su questa preghiera è intervenuto anche Netanyahu dicendo che lo status quo non si cambia e che quindi quella zona rimarrà luogo di preghiera per i musulmani. Questo è stato ovviamente un momento di particolare tensione perché questa diciamo assegnazione di Al-Aqsa ai musulmani risale a un vecchio accordo siglato con la Giordania, paese che appunto è intervenuto non con il suo re ma con un suo portavoce. E lo stesso di
pace non si parla in Ucraina, dove sono stati intensificati su entrambi i fronti gli attacchi. Nella notte i droni ucraini sono finiti su Sochi, che è una delle città russe, un fiore all'occhiello per la Russia turistica, e c'è ancora l'allarme per l'attacco alla centrale di Zaporizhzhia. Zelensky ha parlato di un ennesimo round di colloqui a Istanbul, ma molto probabilmente al centro di quell'incontro ci sarà soltanto una discussione sugli ostaggi e sui prigionieri, nulla di più. E in Italia invece di che cosa si discute? In Italia si discute di regionali, perché ancora non c'è una unità di intenti sia a destra che a sinistra sui candidati. Oggi la Premier Giorgia Meloni sarà nelle Marche per fare il punto della situazione, sulla situazione che c'è appunto in regione. Lo farà però da Presidente del Consiglio, ma ad accendere la polemica è stata la commemorazione della strage del 2 di agosto della stazione di Bologna, con 85 morti e oltre 200 feriti, una polemica che si è trascinata fino a ieri, perché l'unico esponente di governo che ha partecipato alla commemorazione, la Ministra della Ricerca e dell'Università Anna Maria Bernini, ha attaccato Paolo Bolognesi, che è il Presidente dell'Associazione dei Familiari delle Vittime, che ha invitato nel suo discorso, l'ultimo peraltro da Presidente, il governo a riconoscere la matrice fascista dell'attacco, così come anche le sentenze passate peraltro in giudicato hanno fatto. È stato un comiziaccio, ha detto ieri Bernini, che era a Reggio Calabria per gli Stati Generali del Sud organizzati dal suo partito Forza Italia, e ha attaccato ovviamente chi non ha commemorato le vittime ma ha parlato di politica. Ovviamente dichiarazioni che hanno sollevato le polemiche anche da parte del centro-sinistra, che sono state definite parole inqualificabili. Per la cronaca invece sulle prime pagine bisogna andare in Sicilia prima e in Puglia dopo. In Sicilia perché la Procura di Termini Imerese ha deciso di aprire un fascicolo d'inchiesta per omicidio colposo per fare chiarezza sulla morte di Simona Cinà, una ragazza di 21 anni trovata cadavere in una piscina di una villa privata dove era stata organizzata una festa di laurea, e i suoi genitori ieri in una conferenza stampa ospitata nello studio del loro legale hanno chiesto che si faccia chiarezza e soprattutto che chissà parli. Simona era un'atleta, era una sportiva, giocava a pallavolo, non beveva, e negli ultimi video in cui la si vede è sobria, balla e scherza con i suoi amici, quindi bisogna capire che cosa effettivamente sia accaduto. L'altro fatto di cronaca di cui vi parlavo è quanto accaduto in provincia di Bari, a Terlizzi, su una strada provinciale che si chiama 231. 3 ciclisti sono stati travolti e uccisi da un'auto guidata da un trentenne che è indagato per omicidio stradale plurimo. È stato lui a chiamare i soccorsi. I 3 originari di Andria erano attivi nel volontariato perché componenti dell'Avis, una città che è sotto shock. Per lo sport invece bisogna guardare sia ai mondiali di nuoto di Singapore, che si sono conclusi con un bilancio più che positivo per l'Italia, ma anche al Gran Premio di Ungheria vinto da Norris, ma hanno fatto discutere le parole del ferrarista Leclerc, che ha detto che la rossa non si poteva guidare, e infatti dopo la pole position è finito quarto. Queste sono le notizie che troviamo sulle prime pagine, che cominciamo a guardare insieme, partendo come sempre dal Corriere della Sera, che sceglie di aprire con i ragazzi di Gaza e Kiev, quindi con le parole di Papa Leone XIV pronunciate ieri durante la messa che ha concluso, che ha segnato la fine del Giubileo dei Giovani. Il Papa davanti a 1 milione di pellegrini: aspirate a cose grandi e la pace è possibile. Poi ci sono i commenti del sindaco di Roma Gualtieri, ma dalla Premier anche Giorgia Meloni, che ha definito queste giornate delle giornate straordinarie. L'apertura alta invece del giornale di Via Solferino è dedicato al Medio Oriente e alla provocazione del ministro Ben Gvir e i coloni sulla spianata delle moschee, e sugli aiuti l'attacco dell'ONU, il 10% soltanto arriva alla popolazione. E poi c'è il no di Hamas sul riarmo, perché tra le condizioni che diciamo erano state poste era il disarmo completamente del gruppo terroristico, ma dopo quanto accaduto invece Hamas ha detto no, continuerà a combattere. Ha fatto discutere anche la pubblicazione del video di uno degli ostaggi del 7 ottobre, la vedete qui, il video shock di uno degli ostaggi, che ovviamente è stato visto emaciato e senza forze scavarsi la fossa.
Rossa ed è provato dagli oltre 600 giorni di prigionia. Su questo Netanyahu è intervenuto dicendo che gli ostaggi devono essere visitati dalla Croce Rossa per capire in che condizioni sono. La risposta di Hamas è stato che gli ostaggi mangiano quello che mangia la popolazione di Gaza. Peraltro ieri proprio l'esercito israeliano ha colpito la sede della Mezza Luna Rossa e uno degli operatori è stato ucciso. Sempre in prima, per quanto riguarda la fotonotizia, si parla dell'ex campione del Milan Franco Baresi, che è stato operato al polmone per un nodulo. Tornerò in forma, dice, e ovviamente il mondo dello sport gli ha manifestato solidarietà e naturalmente vicinanza. A piedi pagina invece le notizie di cronaca di cui vi parlavo. Dite la verità sulla morte di Simone, dell'appello dei genitori della pallavolista che hanno sottolineato il silenzio degli amici. Giallo della piscina è quello che scrive il Corriere, che racconta di questa festa finita in tragedia. E poi il dramma dell'Avis, i 3 ciclisti donatori di sangue uccisi da un'auto in provincia di Bari da un ragazzo che guidava una Delta di appena 30 anni, ovviamente ragazzo. L'apertura di Repubblica è sul Giubileo dei Giovani, il Papa con Gaza e Kiev, Leone alla messa del Giubileo, siamo con i ragazzi delle terre insanguinati dalla guerra, e poi Netanyahu, la Croce Rossa per sfamare gli ostaggi, e arriva il no di Hamas e c'è la provocazione di Ben Gvir sulla spianata che ha guidato l'incursione dei coloni. La fotonotizia è dedicato al dramma della Sicilia e di Simona Cinà. La famiglia dice: vogliamo la verità nella foto, ci sono i suoi genitori, la sorella gemella e suo fratello. Però c'è spazio in prima per la polemica sulla strage di Bologna, nuovo scontro, lo sfregio di Anna Maria Bernini, che ha definito comiziaccio il discorso tenuto dal presidente dell'associazione delle familiari delle vittime. In prima, sempre su Repubblica, quanto accaduto a Franco Baresi, operato ai polmoni, ci vorrà un po' di tempo per rimettermi, ed è stata ovviamente la dichiarazione rilasciata dal campione del calcio. La Stampa apre con una bella fotonotizia sul Giubileo dei Giovani e il titolo scelto è nel nome di Gaza e Kiev. Il Papa al Giubileo a Tor Vergata: se siete inquieti siete vivi, ha così citato le parole del suo predecessore Papa Francesco. E poi il commento di Giorgia Meloni: le parole del pontefice sono state potenti e ne faremo tesoro. A centropagina Israele: tutta la striscia sarà nostra, ed è stata la provocazione del ministro Ben Gvir sulla spianata delle moschee e l'appello di ex Mossad e Premier per avere la pace, che però sembra davvero lontana. C'è spazio sulla prima del Giornale di Torino anche per la polemica del post 2 agosto e post commemorazione strage di Bologna, con l'intervista al responsabile dell'organizzazione di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli, che dice: Bologna noi non c'entriamo, non eravamo neppure a scuola quando è accaduta la strage. Andiamo a guardare insieme la prima del Messaggero, che parla ovviamente del Giubileo e vince il modello di accoglienza e sicurezza. Oltre 1 milione di partecipanti al grande evento a Tor Vergata. Meloni dice: abbiamo dato lustro al paese, e mentre Gualtieri e Ciciliano della Protezione Civile ribadiscono che il coordinamento è stato l'arma vincente per garantire la buona riuscita dell'appuntamento, che ha portato a Roma più di 1 milione di giovani provenienti da oltre 140 paesi. La fotonotizia è dedicata alla cantante Noemi e al suo racconto quasi bilancio della sua carriera fino a questo momento. Di fianco troviamo il decreto di legge delega, che verrà portato oggi in Consiglio dei Ministri dal Ministro alla Salute Schillace, sui medici, incentivi e scudo penale per frenare la fuga. Il Ministro dice: la punibilità del personale sanitario soltanto in caso di colpa grave. A centropagina invece, anzi a piedi pagina scusate, la pallavolista
morta a Bagheria, i familiari, nessuno ci ha chiamato, abiti spariti, chissà parli, è l'appello della sua sorella gemella. E poi il dramma del Barese con i 3 ciclisti travolti e uccisi. Il Sole 24 Ore invece sceglie di aprire sul fisco per fare un po' il punto sulla Global Tax che è stata decisa nell'ultimo G7 che si è tenuto in Canada a giugno e che in realtà non colpisce tutte quelle aziende che hanno la sede madre negli Stati Uniti, 55 i paesi che hanno aderito senza però certezze. Da inizio 2024 la tassa recepita in 27 paesi e l'Unione Europea è pronta, ma manca la Cina. Quindi si parla anche un po' di quella che è la situazione economica a livello globale, alla luce anche dei dazi di Donald Trump e della decisione dell'Unione Europea di non far partire i controdazi, soprattutto perché ancora devono essere definite le modalità di applicazione. Oggi ci sarà nel Consiglio dei Ministri anche una riunione che parlerà del settore agroalimentare alla luce di quelli che potrebbero essere i dazi applicati. Lo sapete, è stato raggiunto un accordo al 15% che però non ha accontentato tutte le cancellerie, in primis Germania e Francia, più cauta invece l'Italia che è più attendista, pur chiedendo all'Unione Europea un sostegno per le imprese. A centropagina, fondi europei, controlli su 11,3 miliardi di aiuti, sono state scoperte false aziende femminili guidate invece da altre persone che erano state dichiarate di appartenenza e di gestione donna semplicemente per avere gli incentivi e benefici, ed è uno dei dati che emerge dai controlli della Guardia di Finanza impegnata a contrastare le truffe a danno del piano dell'Unione Europea. Negli ultimi 18 mesi, scrive il giornale di Confindustria, sono stati eseguiti 15.000 controlli. Però sulla prima del Sole 24 Ore si parla anche di rigenerazione urbana e riuso temporaneo che rilancia gli spazi abbandonati. La vedete di spalla questa notizia nelle città, come è avvenuto a Torino, a Palermo e in gran parte dei capoluoghi italiani. Il Resto del Carlino invece ha deciso di aprire sulle pensioni, superata quota 103, più facile uscire a 64 anni. Nel 2024 soltanto 1.000 lavoratori hanno utilizzato il meccanismo di anticipo per lasciare il lavoro e dopo il flop il governo decide di cambiare, stop all'aumento dei requisiti dal 2027. A centropagina la fotonotizia è dedicata alla tragedia di Bagheria, morta alla festa in piscina, i genitori chiedono diteci la verità. Sarà ovviamente l'autopsia che è fissata per oggi a svelare qualche dettaglio in più su come è morta la pallavolista di appena 21 anni. Di spalla vedete la provocazione di Ben Gvir con l'ultradestra sulla spianata e quel video in cui oltre a pregare sulla spianata annuncia che Gaza sarà una zona oramai presa dagli israeliani, come peraltro hanno fatto in una delle città più grandi della Cisgiordania, Hebron. Che cosa è successo? Un palestinese ha venduto un palazzo ad un israeliano che ha decretato poi la gestione dell'intero souk da parte degli israeliani, che devono garantire al loro cittadino di poter entrare a casa. Il risultato è stato che un intero mercato è stato completamente ripulito dai palestinesi e ora è israeliano. Naturalmente c'è anche Papa Leone sulla prima pagina, lo vedete in fondo in basso al vostro teleschermo. Leone XIV abbraccia i giovani del Giubileo e se siete inquieti siete vivi. Ovviamente il giornale di Bologna non poteva non dedicare il titolo in prima sulla strage, sulle polemiche post 2 agosto, ancora polemiche, comiziaccio, ed è quanto ha detto Anna Maria Bernini. L'edicola apre sulla sfida di Ben Gvir ad Hamas sulla spianata con 1200 coloni. Il ministro di ultradestra, titolare della sicurezza nazionale, rimarca la sovranità sul terzo luogo più importante dell'Islam per decenni off limits agli ebrei. Critiche anche per lui arrivano da Giordania e Arabia Saudita. Di spalla l'altra guerra, le trattative che riguardano l'Ucraina. Zelensky pronto a nuovi colloqui con il Cremlino, ma vi dicevo si dovrebbe parlare
parlare essenzialmente di scambio di ostaggi. A piedi pagina, la politica non va in vacanza, al via la campagna di agosto, soprattutto alla luce delle regionali del prossimo settembre, partono Marche e Valle d'Aosta. E poi oltre, anche qui troviamo quota 103 che praticamente è stata una flop per quanto riguarda l'accesso alla pensione anticipato, e poi i paesi OPEC, quelli che producono petrolio, aumentano la produzione, una decisione che porterà a settembre a 547.000 barili al giorno. E poi la foto della pallavolista Simona Cinà, morta e con l'attesa per l'autopsia. Guardiamo le pagine della cronaca locale, partiamo dall'Eco di Bergamo che fa un viaggio fra il disagio psichico dei giovani, 3.000 le richieste di aiuto da gennaio appunto al Papa Giovanni, all'associazione Papa Giovanni sono arrivati appunto aiuti da utenti di età compresa tra 15 e 24 anni. Si parla soprattutto di ambulatori, case di comunità e consultori. Di taglio alto invece il Papa con il giubileo dei giovani della Bergamasca che hanno partecipato. Aspirate a cose grandi e la pace è possibile, sono le parole del pontefice. Invece la provincia apre con un fatto di cronaca che è successo nelle scorse settimane. Taxi boat, scontro mortale, il pilota è risultato positivo al test antidroga, l'incidente è stato fatale per una turista e adesso l'uomo di 45 anni che si trovava a guidare appunto il taxi boat rischia di essere condannato perché ha speronato la barca di un gruppo di turiste olandesi e una di loro è morto. La difesa invece dice non aveva preso nulla. Di taglio alto il Papa e i giovani comaschi, accogliere e condividere, anche loro sono partiti per Roma e hanno partecipato al giubileo con il vescovo, il cardinal Cantoni. La pienezza della nostra esistenza non dipende da ciò che possediamo e sono stati alcuni passaggi di quanto vissuto in queste giornate. Il giornale di Sicilia invece apre con la morte di Simona e la disperazione dei familiari. Vogliamo chiarezza, l'ipotesi del malore, ma nessuna l'ha vista cadere in piscina, si chiede il giornale fondato da Girolamo Ardizzone. Quindi questo è quello che è accaduto la notte tra venerdì e sabato. A centropagina invece il calcio, Palermo avvio favorevole al Barbera, 7 partite su 11 e inizio campionato con il traino dei tifosi perché la prima sarà casalinga, sarà pienone per il City che è una dei primi delle prime gare che la squadra dovrà gestire. Poi West Nile in Sicilia, scatta la prevenzione e le società, le aziende sanitarie attivano i controlli e con maggiore attenzione su zanzare e donazione di sangue. Guardiamo insieme il Mattino di Napoli che ha l'apertura che riguarda la Campania, nasce il centro per le cure dei più fragili, dalla SLA all'Alzheimer, un polo tecnologico di assistenza della Federico II e di spalla invece Papa Leone XIV, la pace è possibile, siamo con i giovani di Gaza e Kiev. Di taglio alto invece il calcio, Napoli lavori in corso con il ritiro a Castel di Sangro degli azzurri sconfitti però dal Brest che segna 2 gol in 5 minuti e quindi ancora c'è da lavorare per la ripresa del campionato. L'altra voce apre sull'America Latina indomita, uno speciale che riguarda appunto il Sud America che diventa laboratorio della globalizzazione, un contesto immenso, scrive per territorio, demografia e economia. In prima appunto questo speciale con 30 paesi in tutto per una superficie di oltre 20 milioni di chilometri quadrati e una popolazione che conta all'incirca 650 milioni di persone. Andiamo a guardare invece insieme la prima della Gazzetta del Mezzogiorno che apre sulla strage di Terlizzi, Andria sotto shock, muoiono sulla provinciale
231, 3 ciclisti volontari Avis, salvi gli altri 2 del gruppo, indagato l'automobilista trentenne che li ha travolti. A centropagina il giallo di Policorio, lo ricorderete, i fidanzatini che nell'88 furono trovati cadaveri in casa, il legale dei genitori si appella a Potenza, riaprite l'inchiesta su di loro per fare chiarezza su quanto è accaduto. E poi lo sport con Benedetta Pilato, originaria di Taranto, che è bronzo ed è podio per la quinta volta di fila. Ovviamente parliamo dei mondiali di nuoto ed è il bronzo conquistato nei 50 rana. E come sempre, dopo aver visto insieme le prime pagine, termina qui l'appuntamento con i giornali in edicola. Io vi ringrazio per averci seguito, vi auguro una buona settimana e vi lascio in compagnia dei programmi della Rete. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Preghiamo perché le società in cui la convivenza sembra più difficile non cedano alla tentazione dello scontro su basi etniche, politiche, religiose o ideologiche. Perché l'amore, rafforzato dalla grazia del sacramento del matrimonio, si dimostri più forte delle debolezze e delle crisi che insidiano la famiglia cristiana. Perché la Madre di Dio, assunta in cielo, protegga le nuove generazioni dalla tristezza e dal disimpegno. Cari amici e carissime amiche che siete in ascolto, tra qualche istante andrà in onda In Dialogo, una chiacchierata che facciamo tutti i lunedì e i venerdì alle ore 11 per ascoltare la voce dei nostri telespettatori. Telepace, voce di chi non ha voce, voce di chi non ha voce. Lodate Dio, schiere beate del cielo, lodate Dio, genti di tutta
tutta la terra. Cantate a Lui che l'universo creò, somma sapienza e splendore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. In questa messa ricorderemo Teresa, Andrea, Luigi. E per celebrare degnamente questa Eucaristia riconosciamo le nostre mancanze, accogliamo con gioia il perdono del Signore nella memoria di San Giovanni Maria Vianney, patrono di tutti i parroci del mondo. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Dio Onnipotente e misericordioso, che hai fatto di San Giovanni Maria Vianney un pastore mirabile per lo zelo apostolico, per la sua intercessione e il suo esempio, fa che con la nostra carità guadagniamo a Cristo i fratelli e godiamo insieme con loro la gloria senza fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, vive e regna con te, nella unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal Libro dei Numeri. In quei giorni gli israeliti ripresero a piangere e dissero: chi ci darà carne da mangiare? Ci ricordiamo dei pesci che mangiavamo in Egitto gratuitamente, dei cetrioli, dei cocomeri, dei porri, delle cipolle e dell'aglio. Ora la nostra gola inaridisce, non c'è più nulla. I nostri occhi non vedono altro che questa manna. La manna era come il seme di coriandolo e aveva l'aspetto della resina odorosa. Il popolo andava attorno a raccoglierla, poi la riduceva in farina con la macina o la pestava nel mortaio, la faceva cuocere nelle pentole o ne faceva focacce. Aveva il sapore di pasta con l'olio. Quando di notte cadeva la rugiada sull'accampamento, cadeva anche la manna. Mosè udì il popolo che il Signore si accese.
io non veda più la mia sventura. Parola di Dio. Esultate in Dio, nostra forza. Dio nostra forza. Il mio popolo non ha ascoltato la mia voce, Israele non mi ha obbedito. L'ho abbandonato alla durezza del suo cuore. Seguano pure i loro progetti. Esultate in Dio, nostra forza. Se il mio popolo mi ascoltasse, se Israele camminasse per le mie vie, subito piegherei i suoi nemici e contro i suoi avversari volgerei la mia mano. Esultate in Dio, nostra forza. Quelli che odiano il Signore gli sarebbero sottomessi e la loro sorte sarebbe segnata per sempre. Lo nutrirei con fiore di frumento, lo sazierei con miele dalla roccia. Esultate in Dio, nostra forza. Alleluia, alleluia, alleluia. Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, avendo udito della morte di Giovanni Battista, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in un luogo deserto, in disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Sul far della sera gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: il luogo è deserto ed è ormai tardi, congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare. Ma Gesù disse loro: non occorre che vadano, voi stessi date loro da mangiare. Gli risposero: qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci. Ed egli disse: portatemeli qui. E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati, 12 ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Parola del Signore. Congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare. È la logica del mercato. A questa logica del mercato Gesù contrappone la logica del dono. Voi stessi date loro da mangiare, che può essere intesa in 2 modi. Datevi da fare per procurare cibo a tutta questa gente, ma anche date voi stessi da mangiare, cioè mettetevi al loro servizio, fatevi loro servitori. Tutti mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati, 12 cesti piene. Ecco, il vero miracolo non è quello della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Gesù è Dio,
può fare questo ed altro, ma è il miracolo della condivisione. Quando il poco, 5 pani e 2 pesci, viene condiviso, è sufficiente per tutti, per i 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. L'Eucaristia, anticipata da questo evento, ci doni luce e forza per saper condividere con gli altri ciò che siamo e ciò che abbiamo. Realizzeremo così la nostra identità. Siamo esseri fatti per amare ed essere amati, e saremo così felici nel tempo e in quel tempo senza tempo che noi chiamiamo eternità. Amen. Fratelli e sorelle, invochiamo il Padre che è nei cieli perché conceda a ciascuno di noi di camminare nelle sue vie. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Signore Gesù, tu sei il pane di vita, di cui la manna è stata prefigurazione e profezia. Nutri la tua Chiesa perché sappia essere segno della tua misericordia e della tua compassione per tutti i tuoi fratelli e sorelle. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Signore Gesù, ricordati di quanti, avendo responsabilità politiche ed economiche, debbono ascoltare necessità e bisogni di intere popolazioni. Illumina il loro discernimento perché compiano scelte giuste ed efficaci. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Signore Gesù, tu, dopo aver saputo della morte del Battista, hai offerto un segno che alludeva già al dono che avresti fatto della tua vita. Concedi a chi patisce violenza e ingiustizia di saper rispondere al male con un bene più grande. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Accogli, o Padre, le nostre invocazioni e dona luce al nostro cammino. Per Cristo nostro Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli dei secoli. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Signore riceve Guarda con benevolenza, o Signore, i doni deposti sul tuo altare nella memoria del santo curato d'Ars e, come per la forza di questi divini misteri lo hai coronato di gloria, così dona a noi l'abbondanza del tuo perdono. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere fonte di salvezza, lodarti e ringraziarti sempre, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. È Lui il pastore buono che ha dato la vita per le sue pecore e continua a pascere il suo gregge, donando alla Chiesa pastori secondo il suo cuore. Nella vita del santo curato d'Ars riconosciamo i segni del tuo amore per noi.
nella sua voce la tua parola, nei suoi gesti la tua potenza. Per questo dono del tuo amore, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo l'inno della tua lode. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, o Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giampio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Giovanni Maria Vianney e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nella unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli diciamo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tua regni, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Beato quel servo che il Signore, arrivando, troverà vigilante. Lo metterà a capo di tutti i suoi beni. Sei tu, Signore, il pane, tu cibo sei per noi, risorto a vita nuova, sei vivo in mezzo a noi. Nell'ultima sua cena Gesù si dona ai suoi: prendete pane e vino, la vita mia per voi. Mangiate questo pane, chi crede in me vivrà, chi beve il vino nuovo con me risorgerà. La partecipazione a questo banchetto del cielo Dio Onnipotente
rinvigorisca e accresca in tutti noi la grazia che da te proviene, perché celebrando la memoria del santo curato d'Ars custodiamo integro il dono della fede e camminiamo sulla via della salvezza da lui indicata per Cristo nostro Signore. Affidiamo allora a Maria, per intercessione del santo curato d'Ars, tutti i parroci del mondo, in modo particolare i parroci e i viceparroci della nostra diocesi di Chiavari. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi, sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace. Dirà al tuo popolo, bella Signora, che pien di giubilo oggi ti onora, che pien di giubilo oggi ti onora. Anch'io festevole corro ai tuoi piedi, no Santa Vergine, prega per me. No Santa Vergine, prega per me. Buona giornata.
Cari amici e carissime amiche che siete in ascolto, tra qualche istante andrà in onda In Dialogo, una chiacchierata che facciamo tutti i lunedì e i venerdì alle ore 11 per ascoltare la voce dei nostri telespettatori. Someone to blame, but this world is way easier said than done. Hear the bombing, diffuse when it explodes, but God says let it go. No harm will come against you, no blood will be near your tent, 'cause you are on the strongest side in Jesus' mighty hand. On the strongest side, in my Jesus' mighty hand. Oh yeah. Thousand will fall at your side, His faithfulness will be your shield, 'cause your heart's on the righteous side in Jesus' mighty hand. It is able, we are in mighty hand. It ain't easy, but Appare chiaro che Gesù in questo Vangelo ha tanta compassione per una folla sterminata, sono 5.000 persone, e questa è una compassione che ha a che fare tanto con i bisogni della gente. Però a questa compassione sembra contrapporsi quella non compassione dei discepoli che vorrebbero addirittura mandare la folla a cercarsi da mangiare da altre parti. Ecco, a questa non compassione però risponde Gesù con quella stupenda frase: ma date voi stessi loro da mangiare, che può essere interpretata in due modi. La prima è che loro stessi devono cercare il cibo, anche se sarà Gesù stesso a moltiplicare quei 5 panni e 2 pesci. Ma l'altra potrebbe essere anche che loro stessi, cioè il loro corpo, la loro vita, le loro energie possono essere date da mangiare. Perché? Perché la gente in fondo ha bisogno di questo, oltre che di cibo o di bisogni fisici, ha tanto bisogno di altre energie spirituali, di qualcosa che soltanto i discepoli in realtà possono dare, perché Gesù da solo non ce la fa. Allora qui
c'è bisogno della collaborazione di tutti, perché ci saranno sempre tante persone che cercheranno di essere sfamate da qualcuno che potrà loro dar da mangiare, magari da mangiare se stesso per l'altro. L'Aida di Giuseppe Verdi è la seconda opera in cartellone della stagione lirica all'Arena di Verona 2025. Dopo la prima di Nabucco, il Festival lirico riparte dall'opera Regina, Aida, di Giuseppe Verdi. L'allestimento definito di cristallo per le superfici trasparenti e gli inediti giochi di luce è curato in ogni aspetto da Stefano Poda, che fonda in scena una personale unione di antica simbologia egizia e alta moda contemporanea. A te piedate son d'Egitto le son. Il sacro brando dal Dio temprato, per tua man diventi ai nemici terror, folgore, Sul palcoscenico, per la prima stagionale, artisti apprezzati dalla critica e dal pubblico areniano. Protagonista il soprano Maria José Siri, a Radames il tenore Luciano Ganci, Amneris il mezzosoprano Agnieszka Relis, Ramfis Alexander Vinogradov, il faraone Simon Lim. A Monasro, padre di Aida, Amar Tushin Ekbat. Completano il cast il messaggero Carlo Bosi, la sacerdotessa Francesca Maionchi. Sul podio areniano torna Daniel Oren a dirigere l'orchestra della Fondazione Arena e il coro preparato da Roberto Gabbiani. Sure.
L'Aida di Cristallo, che va in scena fino al 4 settembre, è caratterizzata anche dalla partecipazione di molti artisti debuttanti. La produzione di Poda è ricca di colori e di spettacolari scenografie che raccontano la drammaturgia del capolavoro verdiano, mettendo in risalto le linee dell'anfiteatro. Tra geroglifici e alta moda, colori contrastanti e materiali inediti, con la simbologia della mano, Poda, con questa simbologia, mostra il potere dell'uomo di creare, distruggere, pregare, combattere e amare in un viaggio dantesco reso dai 400 artisti in scena, compresi il ballo coordinato da Gaetano Petrosino, mimi figuranti e dai tecnici della Fondazione Arena. È un'Aida corporea in cui i mimi e i ballerini creano una drammaturgia fisica non strettamente mimetica ma evocativa di fatti e situazioni. La base concettuale è antropologica, con la mano onnipresente sulla scena come gigantesca macchina meccanica e come simbolo utilizzato dai vari gruppi di potere contrapposti nella drammaturgia dell'opera. Oh
La produzione di Poda è stata definita di cristallo per il grande impatto visivo sull'anfiteatro areniano, di cui valorizza le linee originali con effetti di luce, raggi laser su un grande palcoscenico trasparente, animato da una ricca simbologia. Il regista trentino ha ambientato l'opera verdiana in un Egitto pieno di lustrini, luci sfavillanti, riflessi argentei, costumi più extraterrestri che terreni, dove l'immagine scenografica e l'ambiente egizio, descritto dai testi originali, a fatica si intravede. Indubbiamente lo sfarzo e i movimenti delle masse, sapientemente e coreograficamente guidate, offrono uno sguardo spettacolare. Questa produzione ha diviso il pubblico areniano, da una parte i melomani e dall'altra chi preferisce le innovazioni. La storia è nota e conosciutissima. Durante la guerra tra Etiopia ed Egitto, Aida, figlia del re etiope, è stata fatta schiava e portata in Egitto, dove però nessuno conosce la sua vera identità. Durante la prigionia, Aida si innamora, ricambiata, del comandante delle truppe egiziane Radames. A dividere Aida e Radames non solo la ragion di Stato. Radames è anche il futuro erede al trono egiziano, perché promesso sposo alla figlia del faraone Amneris. Quando durante una seconda guerra viene fatto schiavo Amonasro, re di Etiope, nonché padre di Aida, questi la convince ad usare il suo ascendente su Radames per farsi rivelare quale sarà il percorso delle truppe egizie. Radames cade nella trappola e, disperato per aver infranto il segreto militare, si costituisce come traditore della patria alle guardie. Nonostante le suppliche che Amneris rivolge a suo padre e ai sacerdoti che hanno il compito di condannarlo, o meno, Radames viene condannato ad essere sepolto vivo. Aida, ancora innamorata di lui, non lo abbandonerà neppure nella morte e si farà seppellire viva con lui. Una analisi su questa storia ci viene data dal riassunto di vari commenti.
La volontà di possesso dell'uomo e il mezzo per perseguirlo raggiungono il potere. Potere e possesso dunque, potere è il dominio sui vinti, gli etiopi mostrati come corpi nudi e massacrati, sempre costretti a vivere nella terra schiacciati, dilaniati, usati. Possesso è anche l'amore visto come prevaricazione, anelito erotico che gioca con l'amato come un pupazzo, desiderio che opprime, amore che è guerra, dominio sessuale e psicologico. Mani ovunque dunque, mani aperte e confortate, contorte, mani chiuse a pugno chiuso, mani che liberano, mani più spesso mani che opprimono. E poi ci sono i corpi dei mimi, immagine vivente dei sentimenti, surreazioni mentali rese vive dalla musica di Verdi, che viene spiegata e interpretata in un travaglio corporeo che trascende la coreografia per diventare vero teatro in movimento, espressione corporea degli aneliti, dei personaggi e del loro sentimento. Il potere è sempre tirannico anche quando cerca l'amore. Così il secondo atto si conclude con Aida che segue il suo popolo inseguita da Radamès. I due si amano, ma il potere delle loro dinastie, il potere che è in loro, la loro sofferenza travolge sempre gli ultimi, gli umili, che non possono che ritmicamente soccombere al loro passaggio.
Cari amici e carissime amiche che siete in ascolto, tra qualche istante andrà in onda In Dialogo, una chiacchierata che facciamo tutti i lunedì e i venerdì alle ore 11 per ascoltare la voce dei nostri telespettatori. Bentrovati amici di Telepace, bentrovati a queste nostre chiacchierate che proseguono anche in questo 2025, le nostre interviste. Oggi affrontiamo un tema che è sempre di stretta attualità, che coinvolge sempre di più i giovani, tutti, ma in modo particolare i giovani, e che ha come concomitanza anche il fatto che lo scorso 14 dicembre è stato varato il nuovo codice della strada. Parliamo delle vittime della strada con una storia, con persone che si danno da fare per aiutare gli altri che vivono queste tragedie, perché di tragedie si tratta. Vi presento i nostri ospiti, sono marito e moglie, sono genitori di Alberto, Patrizia Pisi e Stefano Benato. Grazie per essere con noi, grazie per aver accolto l'invito e anche per condividere con noi la vostra storia e il vostro impegno. Grazie a te. Allora, Patrizia, Stefano, partiamo dall'inizio, partiamo dalla vostra storia, partiamo da Alberto. A voi è successa una tragedia un po' di tempo fa, raccontatemela. Sì. Noi nel 2008 abbiamo perso il nostro figlio, l'unico figlio che avevamo, Alberto Benato, aveva 17 anni, frequentava la terza ragioneria ed era un patito di calcio, lui era un calciatore nato. Lui la prima cosa, c'erano i libri, ma era una forzatura come tutti quanti i ragazzi di quell'età, ma soprattutto a lui piaceva giocare a calcio. E quindi lui non aveva tanti giorni per uscire, io lo facevo uscire qualche venerdì, non sempre, perché ovviamente doveva studiare e il giorno dopo doveva giocare a calcio e quel sabato, perché è successo di venerdì sera, quel sabato partiva come titolare in questa partita importante. Giocava nel San Zeno, quindi non aveva tanti venerdì da uscire. E quel venerdì mi ha chiesto: mamma, posso uscire? Perché Alice ha preso la patente e viene a prendermi con la macchina. Quindi per un genitore che non uscisse con il motorino perché c'è il pensiero che poi deve entrare a casa e quindi non sei sempre sul chi va là, ho detto: va bene Alberto, però devi tornare a casa presto, non preoccuparti mamma, siamo in macchina, tornerò presto. Io mio figlio l'ho sentito, penso, 10 minuti prima, non penso più tardi, perché verso 00:15 gli ho detto: Alberto, guarda che è tardi, vieni a casa, mamma, saluto un amico e arrivo. E non è più arrivato. E quindi lì poi io ero tranquilla, vedi, la vita è molto strana, perché non sono mai stata tranquilla, sinceramente, sono sempre stata molto agitata quando usciva la sera. Anche perché, ripeto, usciva pochissimo, non era un ragazzo che usciva sempre, quindi non sei abituata che tuo figlio va fuori. E invece quella sera io ero tranquilla, quindi io lo aspettavo a casa e arriva una telefonata. Dopo, fai conto, circa mezz'ora, neanche, forse di più, però sinceramente non mi ricordo, ho cancellato questa cosa. E arriva questa telefonata, risponde Stefano al telefono di casa e vedo che dice: ha sbagliato numero, e mette giù, invece richiamano. Ed era una vigilessa che diceva di andare al pronto soccorso di Borgo Trento perché nostro figlio era stato coinvolto in un incidente stradale. E da lì il mio incubo è iniziato, perché io poi lì siamo andati come eravamo in pigiama, quindi mettiti quello che avviene, qualsiasi cosa. Allora noi richiamiamo questo numero e chiediamo dove è successo l'incidente. E lei ci dice: Stradone Santa Lucia. Allora prendiamo la macchina e andiamo in Stradone Santa Lucia. In Stradone Santa Lucia non c'è nulla, però vediamo dall'altra parte arrivare un'ambulanza proprio a velocità incredibile con dietro la macchina medica, l'automedica. E Stefano mi dice: vedrai che lì c'è nostro figlio. Ma no, ma figurati, è andato via in macchina. Però le pensi tutte, dici: si sarà spaccato una gamba, non giocherà più a calcio, cosa sarà successo in macchina, figurati.
Siamo arrivati alla salita a Santa Lucia perché abbiamo fatto il giro e lì ci siamo trovati una scena di un film. Era tutto transennato, c'erano le macchine dei vigili della polizia stradale, della polizia di Stato, dei carabinieri, addirittura c'erano i vigili del fuoco. E c'erano questi vigili, queste vigilesse che scrivevano. Io mi sono avvicinata a loro, mi hanno guardato, mi hanno riconosciuto sicuramente e mi hanno detto: ma cosa fa qui signora? Lei deve andare in pronto soccorso, suo figlio è già andato all'ospedale. Allora siamo andati al pronto soccorso e ti parlo, sarà stata notte, penso, non so, sarà stato le 1:30 di notte, non ricordo esattamente l'orario. So che quando sono arrivata là c'era tutto buio, era il vecchio ospedale di Borgo Trento, quindi c'era una lucina in fondo accesa con una signorina. Io mi avvicino, dico: scusi, è arrivata un'ambulanza con un ragazzo? Ma signora, non lo so, si sieda e quando verranno fuori la chiameranno. Io mi sono seduta lì, aspetta, finalmente arriva una dottoressa e mi dice: siete i genitori del ragazzo? Avete un documento? Io penso che prima di partire di casa, e non ho mai capito il motivo, ho preso dalla sua scrivania la sua carta d'identità e non mi sono mai chiesta perché. Non è una cosa da prendere su nell'emergenza. Non è una cosa da prendere, no, esatto. E quindi gli do questa carta d'identità, viene fuori e mi dice: signora, non lo riconosco. Allora capisci, lì cominci a tremare, cominci a dire: ma che cosa è successo? E nessuno ti dice nulla. Allora va dentro un'altra volta, viene fuori, mi dice: ah, un particolare. Alberto gli avevo regalato per i suoi 17 anni un tatuaggio che ce l'aveva sull'inguine del suo segno zodiacale, perché era un cancro mio figlio. E quindi dico: guardi, c'è un piccolo cancro sul... Allora va dentro, riesce, mi dice: sì, signore, è vostro figlio. Dico: guardi, mi dica cosa è successo, adesso non posso parlarle, state seduti, intanto mi arriva un'infermiera e comincia a darmi delle gocce. Dico: no, io non voglio niente. Ma signora, prenda queste che magari si calma. Però sai, ti vengono in mente tante cose, sinceramente. Comunque riesce questa dottoressa che era giovanissima e mi dice: signora, vostro figlio è in fin di vita. E da lì è iniziato veramente il mio percorso più brutto della mia vita. Perché allora lì non sai cosa fare, lì cominciano a darti gocce, tutti quanti ti calmano. Allora dici: cosa devo fare? Devo avvisare la famiglia. Però da lì in poi la tua vita è stravolta completamente. Non sai più chi sei, non sai più come ti chiami. Io mi ricordo che siamo andati, ci hanno trasferito nella sala dell'ospedale e praticamente lì non veniva mai questa dottoressa. Continuavano a dirci: aspetti un attimo, verrà qualcuno. Insomma, viene mattina e finalmente arriva Alice. Finalmente arriva Alice con un amico e il giubbino di mio figlio. Lei indossava il giubbino di mio figlio. Io l'ho guardata e gli ho detto: mi spieghi? Allora ci siamo abbracciate. Patrizia, non so cosa dirti, guarda, ci è venuta addosso una macchina, andava tutta a birra, era in una velocità che non so, mi ha sbattuto avanti. Mi racconta un po' questa cosa di questo incidente, ma io mi sono bloccata quando ho visto il giubbino di mio figlio addosso ad Alice. Ho detto: ma perché Alice ha il giubbino di mio figlio? Perché ci siamo scambiati i giubbini, Patrizia. Quindi, succedono delle cose che veramente non riesci a capire dove sta la verità e dove non c'è la verità, che cosa è successo, non te lo dice nessuno. Finché da lì, credimi, è stata una cosa meravigliosa, perché hanno cominciato ad arrivare tutti i ragazzi di Verona. Tutti. Si è riempito l'ospedale di Borgo Trento di centinaia di ragazzi e ragazze con gli striscioni: forza campione, ce la fai. Poi c'era un ballatoio che andava nella terapia intensiva e noi eravamo lì e lo riempirono tutti di candele ed accesero tutte le candele. Alberto è rimasto in vita per 3 giorni.
Poi alla fine ci dissero che l'avevano finalmente, non aveva più queste emorragie, perché aveva tantissime emorragie in tutto il corpo, e lo trasferirono in un altro reparto, perché dovevano vedere se il cervello era ancora vivo, se era ancora vivo, perché aveva preso 2 forti botte in testa e quindi pensavano che si fosse, insomma, che il cervello non ci fosse più. Quindi formarono questa come si può dire? Commissione medica. E questa commissione medica, il pomeriggio del 17 marzo, ci dissero che Alberto non c'era più. Però lì fu una tragedia, perché purtroppo ti dicono deve salutare suo figlio. E allora dici, ma cosa devo fare? Devo salutare mio figlio come? Non posso ma salutare mio figlio, quella è la mia creatura, l'ho fatta io, non devo esserci io lì, non ci deve essere lui. Però lì mi chiesero gli amici di Alberto se potevano salutare il loro amico. Ecco che tutta questa tragedia andò in una maniera diversa, perché mi diedero un conforto talmente forte che c'erano tutti questi ragazzi che volevano salutare Alberto. Pensa che dopo 80 ragazzi mi dissero, l'infermiere mi disse adesso basta signora, dobbiamo staccare le macchine. E quindi io lì poi salutai mio figlio, perché la cosa terribile è salutare il proprio figlio. Non ci riesci, perché è bellissimo. Era bellissimo mio figlio, era alto 1,85, era biondo, aveva la mia faccia, gli occhi azzurri, aveva un fisico meraviglioso, era un ragazzo che avrebbe potuto avere tutta una vita meravigliosa e si è spento a 17 anni. Tu Stefano, a sentire queste cose io da mamma sicuramente sono molto commossa, mi sento di compartecipare. L'uomo è più freddo, ma è stata una tragedia anche per te, giustamente. Sì, e come diciamo sempre, i lutti stradali, anche se purtroppo fanno meno rumore di altre tragedie, sono lutti, come avete potuto ascoltare anche da mia moglie, da Patrizia, sono lutti improvvisi, sono lutti violenti e sono lutti che hanno un impatto traumatico devastante, un impatto traumatico che ti lascia completamente sbilanciato nel vuoto per parecchi anni della tua vita, se non completamente per tutta la vita. Io ho visto Alberto in vita l'ultimo momento alle 19 di quel venerdì sera, abbiamo mangiato un pezzo di pizza al taglio insieme, lui era felice perché usciva con la sua fidanzatina, il suo compagno di calcio, eravamo tranquilli perché andavano intanto vicini, non andavano tanto in giro, non andavano in giro con il motorino, erano in macchina, ed eravamo molto tranquilli da quel punto di vista lì. Poi vi fidavate? E ci fidavamo molto anche, amici, sì, perché erano comunque coscienziosi, poi essendo anche gli amici sportivi, erano diligenti, quindi non c'era nessun senso di evasione, di estremismi, queste cose qui. E purtroppo, come vi ha raccontato Patrizia, è successo che una persona probabilmente in un forte disagio, che quella sera voleva forse evadere dai suoi disagi, ha imboccato stradone Santa Lucia a una velocità folle. Il tachimetro, quando andai a vedere la macchina a seguito un po' delle indagini, ho seguito il corso delle indagini, aveva il tachimetro bloccato a 130 km all'ora. Alberto Io ho molto chiara quella strada, Alberto, non è fattibile 130 km in quella strada. Alberto era un pedone, perché si salutavano, avevano lasciato la macchina più avanti e sul marciapiede si stavano salutando perché le strade si dividevano, le ragazze andavano a casa e i ragazzi tornavano a casa, e purtroppo è arrivato questo fulmine, questi fari un attimo, e poi mi hanno raccontato il compagno di squadra di Alberto, e Alberto fu agganciato alla macchina in buona sostanza, il suo compagno di squadra fu sfiorato nel testacoda della macchina e nell'impatto gli fu asportato il piede sinistro, però anche lui, forse dall'adrenalina di quel momento, urlava, diceva che non fatelo scappare, non fatelo scappare, perché dopo l'impatto questa persona fortemente alterata da troppo alcol nel sangue,
quando fu sottoposto ai test alcolemici 3 ore dopo l'impatto, era oltre i limiti consentiti dalla normativa di 4 volte e mezzo, quindi era quasi in coma etilico. Al di là di questo, della dinamica, c'è una sofferenza enorme, ti si spacca il cuore, sei lacerato dentro e la prima cosa che pensi è di devo stare vicino a mia moglie, è quello che mi resta della famiglia. Abbiamo trovato una vicinanza affettiva enorme, inimmaginabile, e subito nel primo momento. Questo ci dava aiuto, ci dava conforto, però la tua vita finisce lì. Il dopo è un sopravvivere, perché possono passare anni, può passare decenni, ma siamo sempre vittime della strada. Noi quando leggiamo su un giornale di un evento delittuoso stradale, infatti noi volutamente usiamo un termine diverso da quello che può essere tante volte usato dal mainstream, non li chiamiamo incidenti stradali perché incidente può sembrare una fatalità, le chiamiamo violenze stradali perché non è mai una tragica fatalità, è sempre un errore umano. Vi fermo, la vostra storia sicuramente lascia davvero senza parole e giustamente la vita deve comunque andare avanti e voi dovete sopravvivere, però la vostra scelta è quella di vivere sempre in funzione di Alberto. Certo. E quindi voi, nonostante, io penso, il dolore che abbiate e che permane, avete pensato di rimanere su questo dolore per fare qualcosa per gli altri. Sì. Allora, di recente, lo dicevo in apertura, è stata varata, Stefano, questo nuovo codice della strada. So che voi avete aiutato anche il ministro Salvini, avete portato i vostri consigli a Roma, voi avete una visione. Ditemi, secondo te questo nuovo codice è migliorativo? Sì, noi l'anno scorso, era marzo 2023, insieme anche ad altre associazioni, perché purtroppo i freddi numeri sono questi, ogni anno sulle strade italiane dobbiamo piangere più di 3.000 vittime, abbiamo 15.000 tra paraplegici e tetraplegici e più di 250.000 feriti. Un costo sociale enorme, pensate, un punto del PIL va solo in assistenza sanitaria a persone che rimarranno permanentemente invalide o inabili anche al lavoro. Quindi con altre associazioni siamo andati al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Perché? Perché il ministro in questione ha detto: io sono qui in veste politica, non sono un tecnico, quindi dobbiamo mettere mano al codice della strada perché è vecchio di più di 30 anni, è giusto che venga attualizzato al contesto di vita di oggi e quindi chiedo a voi, associazioni, di aiutarmi. A vari gruppi siamo andati come associazioni, abbiamo espresso quello che era il nostro desiderata. Oggi è uscito il nuovo codice della strada. Purtroppo, come valutiamo noi tra varie associazioni di familiari di superstiti di vittime della strada, luci e ombre. Forse tutto sommato al Ministero ci hanno lasciato parlare anche in commissione parlamentare, ma non ci hanno ascoltato proprio del tutto. Perché luci? Perché? Certo, le pene si sono inasprite e speriamo che una pena più severa sia da deterrente. Uso il condizionale perché forse fa parte un po' dell'indole italica. Noi più le pene sono, tra virgolette, cattive, più vengono a invadere forse la mia vita personale. Parliamo di un contesto di mobilità stradale, in questo caso parliamo delle pene, e mi sento come invaso nella mia privacy e perché devo fare per forza questo. L'abbiamo visto un po' anche con l'omicidio stradale, sì, qualcosa ha portato di deterrenza. E luci perché sì, le pene si sono inasprite e se magari riusciamo a porre nella comunità, nel cittadino, maggiore attenzione e quindi questo va in una fiduciosa speranza. C'è maggiore attenzione anche per quanto riguarda coloro che guidano in stato... Certo. Di ebbrezza, certo, piuttosto che l'utilizzo delle droghe, esatto, il rinnovamento anche per quanto riguarda il codice dei monopattini, per cui cioè, qualcosa di buono c'è, certo, però ombre perché sono state non
tutelate abbastanza la mobilità dolce e la mobilità debole, nel senso in città vorrebbero togliere gli autovelox perché in città c'è il limite già imposto dei 50, i 30 all'ora, le zone 30 si fa un po' più difficoltà, ci sono sì, ma solo, le vorrebbe questo nuovo codice della strada, che vengano solo attuate in momenti e in zone di alta densità di traffico. Faccio un esempio, l'uscita delle scuole, quindi i mercati. Ecco. Quindi forse il ciclista e il pedone lì purtroppo prestano un po' il fianco a alcune lacune del codice della strada. L'altra importante è stata la poca attenzione sugli autovelox. Gli autovelox vengono ancora visti come un elemento che fa cassa per le amministrazioni locali, quando invece ricordiamo, ahimè, che una, se non la prima, causa di mortalità stradale è l'alta velocità. Abbiamo fatto una riflessione, probabilmente la sicurezza stradale interessa poco alla politica, interessa forse poco anche ai cittadini, salvo quando non ti tocca in prima persona. Forse non fa audience la sicurezza stradale. Ci siamo anche posti delle domande, qualche risposta ce la siamo data. Uno, perché siamo vittime invisibili o, come si suol dire, di serie B, perché c'è un'elevata frequenza. Noi pensiamo che ogni 3 ore abbiamo un decesso sulle strade italiane, quindi a differenza di eventi terroristici, tsunami, tragedie aeree, dove c'è una concentrazione elevata di tragedie, ma in quel momento le nostre sono diluite, quindi c'è quasi una sorta di bravissima, una sorta di assuefazione, quasi un debito inevitabile da pagare, un prezzo inevitabile da pagare alla mobilità urbana. Tante poi sono tanti di questi lutti si sarebbe potuto e quindi dovuto evitare. È la prima causa di morte fino all'età di 30 anni oggi in Italia. I dati, i numeri li avevo già sentiti, ma lasciano davvero senza parole. E anche questa sottolineatura che tu fai, noi siamo di serie B, cioè certamente ci dovrebbe chiamare a riflettere su questo tema, perché è vero, un bambino malato fa sicuramente commozione, fa muovere le montagne, ma anche un ragazzo che muore sulla strada per colpa della velocità. Tu, Patrizia, da tanto tempo, cioè non ti sei fermata e non ti sei leccata solo le ferite, ma hai voluto diventare partecipe nella tua città, qui a Verona, di un servizio di aiuto, lo sportello. Raccontacelo. Lo sportello è il mio, non so come dirti, è il regalo più grande che mi ha fatto l'amministrazione di Verona, la città di Verona. Io mi sono sempre prodigata per la sicurezza stradale da quando mi è morto l'Alberto, perché ho capito, quando mi ha toccato proprio personalmente, ho capito che c'era qualcosa che non funzionava, che c'era qualcosa che non era possibile, perché io ho la patente da quando ho 18 anni, quindi da 40 anni, e una cosa del genere, che un ragazzo, che una persona di 40 anni e passa, penso, perché aveva 40 anni, questo signore, si mette alla guida ubriaco e va a folle velocità, perché ovviamente, essendo in uno stato di non coscienza, non puoi sapere a quanto vai, e andare su una strada come quella dove è successo l'incidente di mio figlio è impossibile. Io purtroppo per tanti mesi, ti dico la verità, anche forse per tanti anni, sono andata di venerdì a mezzanotte e mezzo, mi sono fermata in questa strada, non passava una macchina.